Eder. Mech. Pallister. Negli Stati Uniti un gruppo di ricercatori ha messo in cantiere un esperimento dal valore potenzialmente decisivo. Utilizzare 4 cadaveri per riprodurre, in condizioni controllate, gli scenari ipotizzati nella vicenda di Liliana Resinovic riguardo a un'eventuale conservazione al freddo del corpo. L'idea di fondo è semplice e insieme ambiziosa. Replicare i materiali e le modalità di confezionamento documentati nel caso, abiti, sacchi, stratificazione degli involucri, e poi sottoporli a differenti regimi termici, temperatura ambientale invernale, refrigerazione, congelamento, combinazioni e passaggi successivi. In ogni condizione saranno misurati, in serie temporali, gli effetti sui tessuti, sui vestiti, sugli involucri e sugli eventuali residui interni ai sacchi. L'obiettivo è trasformare in dati osservabili e confrontabili ciò che finora, nel dibattito pubblico e peritale, è rimasto nel campo delle ipotesi. Se i segni descritti negli atti, grado di conservazione generale, eventuali impronte di tessuto sugli involucri, presenza o assenza di condensa e sudati, fenomeni trasformativi post-mortali, siano più compatibili con una lunga permanenza all'aperto in condizioni fredde, oppure con una fase più o meno prolungata di conservazione a bassa temperatura in un luogo diverso da quello del ritrovamento. Il progetto non nasce nel vuoto. È la risposta sperimentale a un contenzioso tecnico che dura da anni. Da un lato la ricostruzione che colloca la morte al giorno della scomparsa e la permanenza del corpo nel boschetto fino al ritrovamento, spiegando il relativo stato di conservazione con il clima rigido di quel periodo. Dall'altro, l'insieme di perplessità sollevate da consulenti di parte sulla troppa integrità del quadro, sulla gestione dei reperti e soprattutto sull'ipotesi di una conservazione al freddo precedente allo scenario finale. Proprio queste perplessità hanno alimentato nel tempo una domanda chiave. Quanto pesano, da un punto di vista medico-legale, elementi come la temperatura degli ambienti di deposito, i tempi di trasferimento, l'eventuale imballaggio a strati e la qualità dei materiali dei sacchi in plastica? Il protocollo annunciato dai ricercatori prevede 4 bracci sperimentali, ciascuno assegnato a un cadavere, con variabili termiche e ambientali distinte. Per ogni braccio verranno standardizzati tipologia di abbigliamento, taglia e tessuto dei pantaloni, struttura e spessore dei sacchi, modalità di chiusura, ordine di inserimento in alto-basso, eventuale separazione tra capo e corpo, compressioni e punti di contatto. I rilievi seguiranno una griglia ripetibile, documentazione fotografica e video, pesate degli involucri con bilance di precisione per rilevare accumuli e evaporazioni di umidità, tamponi superficiali per eventuali metaboliti e composti volatili, misurazioni microclimatiche dentro e fuori i sacchi, rilevazione di condensa o brina in caso di cicli freddo-caldo, registrazione di livor mortis, macerazioni cutanee, distacchi epidermici e altri indici comuni in medicina legale. Particolare attenzione sarà dedicata alla formazione di impronte da contatto tra tessuti d'abbigliamento e superficie interna dei sacchi. Se, come noto, un'impronta può essere riprodotta strofinando o comprimendo in certe condizioni, l'esperimento permetterà di capire quanto sia frequente il fenomeno, in quanto tempo emerge, quanto persiste e quali parametri, temperatura, umidità, pressione, durata, lo favoriscono. Un punto che verrà testato è la dinamica della condensa. In caso di passaggi da ambienti molto freddi ad ambienti relativamente più caldi, i sacchi possono presentare microgoccioline all'interno, con effetti visivi e tattili sui reperti. Registrare o escludere questo comportamento in condizioni controllate aiuterebbe a leggere in modo meno speculativo le descrizioni riportate in atti. Altrettanto utile sarà verificare l'eventuale insorgenza di adipocera, l'andamento della putrefazione in presenza di temperature prossime allo zero e gli effetti del freddo sulle cuciture e sulla trama plastica dei sacchi, indurimento, microfratture, segni da piega. Il valore di un test del genere sta proprio nella sua falsificabilità. Se, a parità di materiali e procedure, certe caratteristiche osservate nel caso reale non si ripresentano in laboratorio nemmeno quando si simula il congelamento, quella specifica ipotesi perde forza. Se, al contrario, compaiono regolarmente solo in uno scenario termico ben preciso, cresce la sua plausibilità. Naturalmente un esperimento non dimostra cosa sia accaduto a un singolo caso, ma offre una matrice di confronto per giudicare quanto un quadro osservato sia coerente o incoerente con un modello.
Il contesto giudiziario in cui questi risultati arriveranno è noto. Negli anni si sono fronteggiate interpretazioni differenti su data di morte, permanenza del corpo nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico e ruolo di eventuali spostamenti o conservazioni intermedie. Sono state sottolineate da più parti criticità procedurali nelle fasi di repertazione e conservazione. Si è discusso della temperatura effettiva delle celle di deposito prima dell'attacco, dei tempi di alcune attività peritali, della tenuta complessiva della scena finale. Parallelamente sono state avanzate letture basate sul microbioma post-mortale, quello che potremmo definire l'ecosistema microbico del corpo e dei materiali a contatto, per stimare compatibilità tra tempi di morte e condizioni ambientali. In questo quadro, il nuovo esperimento non prende posizione di parte, ma mette a disposizione una base empirica che può rafforzare o indebolire gli argomenti già in campo. Un tassello tecnico importante per chi segue la vicenda riguarda anche la questione delle impronte sui sacchi. In passato l'attenzione si è concentrata su un segno ritenuto, a tratti, potenzialmente indicativo della presenza di terzi. Successivi accertamenti hanno invece orientato l'interpretazione verso la compatibilità con la trama dei pantaloni indossati dalla vittima. È esattamente su punti come questo che una prova di laboratorio replicata con gli stessi materiali e con misure ripetute può sostituire la contrapposizione di narrazioni con curve temporali, immagini in time-lapse e schede rilevazione. Quante volte in condizioni simili si forma quello specifico pattern? Serve pressione? Serve umidità? Quanto dura? Quanto è distinguibile da un'impronta lasciata da un guanto? Non meno rilevante è il tema cosa cambierebbe in termini procedurali. Se l'esperimento dovesse produrre esiti univoci a favore o contro l'ipotesi di conservazione al freddo, quel risultato non varrebbe da solo come prova, ma come indicatore tecnico forte da confrontare con l'insieme di dati già agli atti, orari, tabulati, testimonianze, perizie precedenti, esami di laboratorio, esiti anche autoptici, riscontri ambientali. In sede giudiziaria i risultati dovrebbero essere accompagnati da un report metodologico trasparente, catena del freddo, log di temperatura, umidità, fotografie in serie, protocolli di campionamento, controllo delle variabili di disturbo, statistica sui tempi di insorgenza dei fenomeni osservati. Solo così il dato sperimentale può essere pesato senza ambiguità. Resta infine la domanda che muove tutto. Quale combinazione di temperatura, tempo e imballaggio spiega meglio lo stato del corpo e dei materiali al momento del ritrovamento? Se la risposta dovesse convergere su ambiente esterno freddo a passaggi in congelamento, verrebbe rafforzata una delle ricostruzioni già note. Se al contrario i pattern più simili emergessero solo in presenza di un periodo di conservazione a basse temperature, fino al congelamento, l'ipotesi alternativa acquisterebbe consistenza e richiederebbe di essere integrata con cautela ma decisione nell'interpretazione complessiva del caso. In attesa di vedere pubblicati i protocolli e soprattutto i risultati con fotografie e serie temporali, il dato politico-scientifico è che il caso Resinovic ha superato la soglia del dibattito d'opinione e sta entrando nella sfera delle verifiche riproducibili. È ciò che più serve quando, tra perizie e controperizie, le parole rischiano di valere più dei numeri. Riportare la discussione al terreno controllato dell'evidenza sperimentale. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.